Cari fratelli e sorelle, buongiorno. C'era qualcosa di affascinante nella preghiera di Gesù, di talmente affascinante che un giorno i suoi discepoli hanno chiesto di esservi introdotti. L'episodio si trova nel Vangelo di Luca, che tra gli evangelisti è quello che maggiormente ha documentato il mistero del Cristo orante. Il Signore pregava. I discepoli di Gesù sono colpiti dal fatto che Lui, specialmente la mattina e la sera, si ritira in solitudine e si immerge in preghiera. E per questo un giorno gli chiedono di insegnare anche a loro a pregare. E allora Gesù, che trasmette quella che è diventata la preghiera cristiana per eccellenza, il Padre nostro. Per la verità Luca, rispetto a Matteo, ci restituisce l'orazione di Gesù in una forma un po' abbreviata, che incomincia con la semplice vocazione Padre. Tutto il mistero della preghiera cristiana si riassume qui, in questa parola: avere il coraggio di chiamare Dio con il nome di Padre. Lo afferma anche la liturgia quando, invitandoci alla recita comunitaria della preghiera di Gesù, utilizza l'espressione osiamo dire. Infatti, chiamare Dio col nome di Padre non è per nulla un fatto scontato. Saremmo portati ad usare i titoli più elevati, che ci sembrano più rispettosi della sua trascendenza. Invece, invocarlo come Padre ci pone in una relazione di confidenza con Lui, come un bambino che si rivolge al suo papà, sapendo di essere amato e curato da Lui. Questa è la grande rivoluzione che il cristianesimo imprime nella psicologia religiosa dell'uomo. Il mistero di Dio che sempre ci affascina e ci fa sentire piccoli, però non fa più paura, non ci scaccia, non ci angoscia. Questa è una rivoluzione difficile da cogliere nel nostro animo umano. Tant'è vero che perfino nei racconti della resurrezione si dice che le donne, dopo aver visto la tomba vuota e l'angelo, fuggirono via perché erano piene di spavento e di stupore. Ma Gesù ci rivela che Dio è Padre buono e ci dice: non abbiate paura. Pensiamo alla parabola del Padre misericordioso. Gesù racconta di un padre che sa essere solo amore per i suoi figli, un padre che non punisce il figlio per la sua arroganza e che è capace perfino di affidargli la sua parte di eredità e lasciarlo andare via di casa. Dio è Padre, dice Gesù, ma non alla maniera umana, perché non c'è nessun padre in questo mondo che ci si comporterebbe come il protagonista di questa parabola. Dio è Padre alla sua maniera, buono, indifesso davanti al libero arbitrio dell'uomo, capace solo di coniugare il verbo amare. Quando il figlio ribelle, dopo aver superato tutto, ritorna finalmente alla casa natale, quel padre non applica criteri di giustizia umana, ma sente anzitutto
il bisogno di perdonare e con il suo abbraccio fa capire al figlio che in tutto quel lungo tempo di assenza gli è mancato. È dolorosamente mancato al suo amore di padre. Che mistero insondabile è un Dio che nutre questo tipo di amore nei confronti dei suoi figli. Forse è per questa ragione che, evocando il centro del mistero cristiano, l'Apostolo Paolo non se la sente di tradurre in greco una parola che Gesù in aramaico pronunciava, Abba. Per 2 volte San Paolo nel suo epistolario tocca questo tema e per 2 volte lascia quella parola non tradotta nella stessa forma in cui è fiorita sulle labbra di Gesù. Abba, un termine ancora più intimo rispetto a padre e che qualcuno traduce papà, babbo. Cari fratelli e sorelle, non siamo mai soli. Possiamo essere lontani, ostili, potremmo anche professarci senza Dio, ma il Vangelo di Gesù Cristo ci rivela che Dio, che non può stare senza di noi, Lui non sarà mai un Dio senza l'uomo, è Lui che non può stare senza di noi. E questo è un mistero grande. Dio non può essere Dio senza l'uomo. Grande mistero è questo. E questa certezza è la sorgente della nostra speranza, che troviamo custodita in tutte le invocazioni del Padre nostro. Quando abbiamo bisogno di aiuto, Gesù non ci dice di rassegnarci e chiuderci in noi stessi, ma di rivolgerci al Padre e chiedere a Lui con fiducia tutte le nostre necessità, da quelle più evidenti e quotidiane, come il cibo, la salute, il lavoro, fino a quella di essere perdonati e sostenuti nelle tentazioni, non sono lo specchio della nostra solitudine. C'è invece un Padre che sempre ci guarda con amore e che sicuramente non ci abbandona. Adesso vi faccio una proposta. Ognuno di noi ha tanti problemi, tante necessità. Pensiamoci un po', in silenzio, a questi problemi e a queste necessità. Pensiamo anche al Padre, al nostro Padre, che non può essere senza di noi e che in questo momento ci sta guardando. E tutti insieme, con fiducia e speranza, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, che venga il tuo, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.